Buonasera a tutti dall'ippodromo del Savio di Cesena. È tutto pronto per la prima corsa, la prima subito prova del Super Frustino Tommaso Grassi Award 2021, la finale, che inizia con una prova per cavalli di 3 anni. Sono tutti e 10 partenti al via, 10 driver che si sfideranno lungo le 6 prove più il race-off per determinare il vincitore del Super Frustino Tommaso Grassi Award 2021. Si va in partenza. 1 Crisalide Moon Antonio Di Nardo, 2 Cazzaniga Light Antonio Greppi, 3 Capuzzi Alessandro Gocciadoro, 4 Cocobella Crescenzo Maione, 5 Cometa LL VP dell'Annunziata, 6 Costamagna Pax Enrico Bellei, in seconda fila 7 Sherigriff Francesco Tufano, 8 Capunca René Legati, 9 Campari Jet Francesco Pettinari, 10 Century Breed Roberto Vecchione. Autostart in addirittura è pronta a far partire il Super Frustino 2021 e la finale inizia con Cometa LL VP dell'Annunziata che vanno subito al comando. Al largo Costamagna Pax, sbaglia Capuzzi, ha sbagliato Capunca, si presenta Costamagna che va a chiedere strada Capuzzi, alla leader Cometa LL che lascia sfilare la compagna di scuderia, ma il driver rivale, i primi 200 passati in 15-1, Enrico Bellei al comando. Nei confronti di Cometa LL con VP dell'Annunziata, in terza posizione Crisalide Moon con Antonio Di Nardo, quindi Cazzaniga Light con Antonio Greppi, risale al largo Century Breed che era l'avversario sulla carta di Costamagna Pax. Roberto Vecchione prende in mano la situazione, va in terza ruota, gira il gruppo e si porta allo scoperto 36 per i primi 400 metri di corsa, con Costamagna in vantaggio nei confronti di Cometa. Arriva al largo Century Breed trascinandosi Coccobella, mentre ultimo all'esterno, anzi è Campari Jet che ha aggirato il gruppo portandosi allo scoperto. Century Breed cerca di aggirare ora Coccobella. Francesco Pettinari che ha fatto la mossa portandosi su Costamagna Pax, seconda la corda Cometa LL, Crisalide Moon che sembra voler spostare al largo per andare a fare la seconda pariglia. Antonio Di Nardo muove al largo lasciando la terza posizione alla corda Cazzaniga Light dopo 1 chilometro passato in 1:17,6, in vantaggio Costamagna Pax nei confronti di Cometa LL. Al largo Campari Jet, in pariglia Crisalide Moon, cerca di avvicinarsi, richiesta Century Breed lungo la corda Cazzaniga Light. Gli altri più distanti quando siamo ai 1200, a 400 dal palo, una frazione in 14,5 per Costamagna Pax che è in vantaggio e cerca di scappare da Campari Jet che è secondo e scende nella scia del battistrada. Si mette allora in moto Crisalide Moon, poi ancora Cometa LL, l'ultima curva passata in 14,9 da Costamagna Pax che entra in retta arriva in vantaggio nei confronti di Campari e di Crisalide che cercano il recupero, ma Costamagna Pax è in controllo. Costamagna Pax ed Enrico Bellei che aprono la serata dal Savio portandosi a casa 10 fondamentali punti. Al secondo Crisalide Moon avanti a Campari Jet, Cazzaniga Light e a Century Breed a completare il marcatore. 29,9 la chiusa, ritmo costante, 1:16,4 il ragguaglio cronometrico. Salvatore Valentino che prepara al meglio l'allieva di Michela Rossi ed Enrico Bellei che interpreta da par suo portando a casa la prima vittoria della serata. Enrico Bellei che porta a casa 10 punti con Costamagna Pax. Sugli scudi Salvatore Valentino, Michela Rossi, Enrico Bellei.